Buongiorno a tutti, cari amici di Un Sorriso in Più, da John, volontario di questa associazione. Ed eccomi a presentarvi il 36esimo episodio di Poesie in musica con John, che consiste nel recitare e raccontare quello che a volte ci sfugge di una canzone. Sì, perché i testi delle canzoni a volte sono delle vere e proprie poesie o a volte invece vogliono raccontare una storia. Ed è proprio di una storia è la canzone che oggi vi propongo. La canzone è Giardini di Marzo, I Giardini di Marzo di Lucio Battisti, musicata da lui stesso e con le parole di Mogol nel 1972. È la canzone più amata da Lucio, perché racconta un pochino la sua storia, fa dei quadretti che compongono tutta la sua storia, che compongono un quadro intero. Racconta della sua infanzia e della sua giovinezza e della sua vita privata, anche quando da bambino ricorda la madre col vestito più bello. Era, era a fiori, sempre belli, come dice lui, non ancora appassiti. Sì, perché il vestito era sempre quello. Oppure da ragazzo, quando i suoi compagni vendevano i libri, finita la scuola, una volta si usava, ma lui non ha mai avuto il coraggio di farlo per pudore. Racconta della sua timidezza anche quando la sua ragazza, durante una passeggiata, gli confessa di essersi innamorata di un altro e lui fa finta di non sentire per orgoglio e continua a passeggiare perché in fondo all'anima continua a vedere i cieli immensi e immenso amore dove corrono dolcissime le malinconie. È un testo importante, intenso, poetico e nello stesso tempo drammatico. Ora non vi leggo il testo perché sarebbe, non dico incomprensibile, però ehm, non sono ben chiari questi quadretti che io vi ho elencato. Quindi buon ascolto. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi eran già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocar con la mente e i suoi tarli. E alla sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, cieli immensi e immenso amor, e poi ancora amore, amor per te, fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie, l'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. I giardini di marzo si veston di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco e a un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori, ma non una parola chiarì i miei pensieri.
continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Creammo che giorno è, questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima, c'eri immensi e immenso amor, e poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie, l'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. Ma il coraggio di vivere, quello ancora non c'è. Quello ancora non c'è. Che ve ne pare di questa canzone? Un po' strana, un po' diversa dal solito, però il suo stile è lo stile di Lucio. E aveva ben ragione di amarla tanto questa canzone, la canzone della sua vita. Bene, non mi resta che salutarvi, darvi un arrivederci al 37esimo episodio. Ricordate sempre che siamo su Facebook, Un sorriso in più. Quindi un abbraccio e un bacio da John.